Amici appassionati di futsal, buon pomeriggio. Queste immagini vi giungono in diretta dal Palazzetto dello Sport Giuseppe Paternesi di Foligno. È la 12ª giornata di andata, la penultima di questa prima fase del campionato di Serie A femminile. Si affrontano l'Atletico Foligno e il Royal TET Team Lamezia. Dirigono l'incontro il signor Francesco Cocco di Parma e il signor Mattia Landi di Prato, coadiuvati al tavolo del crono dal signor Lacrimini della sezione di Città di Castello. Diamo lettura delle formazioni. Il Royal Team Lamezia schiererà con il numero 2 Oselame, 5 Correia, 6 Raso, 8 Folino, 9 Foti, 11 Nani Alves, 12 il capitano Aliotta, 14 Zagar, 15 Do Amaral, 26 De Sarro, 27 Martinez, 46 Luzzi. Il mister, come dicevamo, è Gianluigi Mardente. L'Atletico Foligno, guidato in panchina da Luigi Battistone, schiererà con il numero 2 Cecconi, 6 Narcisi, 7 Ferroni, 8 Magnini, 9 Sulpizzi, 10 Corboli, 11 Zelli, 16 Castagnoli, 21 Naiara dos Santos, 22 Baldassarri, 77 Pezzolla, 99 Proietti. Vi diamo conto del minuto di raccoglimento che sarà osservato tra poco, che è stato deciso a livello federale per ricordare il grande ex giocatore e mister di calcio Aldo Agroppi. Mentre nelle ultime ore il mondo del calcio a 5 è stato segnato anche dalla notizia della scomparsa in modo improvviso anche di un grande dirigente del calcio a 5, ovvero sia Valerio Piersigilli, dirigente della Women Roma, ma già dirigente della Lazio. E condoglianze anche alla famiglia di Valerio Piersigilli. Ecco qua il minuto di raccoglimento per Aldo Agroppi e lo osserviamo anche noi. Chiuso il minuto di raccoglimento, siamo pronti per questa telecronaca e vi diamo conto anche dei quintetti che ci sono stati comunicati. Battistone schiererà in porta Adele Cecconi, poi davanti Elisa Narcisi, Naiara Jessica Dos Santos, Jennifer Baldassarri, 77 Maria Grazia Pezzolla, mentre Mardente schiererà in porta ovviamente Gabriele Oselame, con il 5 Sara Correia, il 9 Annalisa Foti, l'11 Nani Alves e il 26 Federica De Sarro. Due portieri con il numero 2, vediamo come se la caveranno. E parte l'incontro. Nani Alves, la palla per Annalisa Foti, il passaggio di ritorno non è buono. E primo possesso per le padrone di casa, da Narcisi a Dos Santos, ancora Narcisi, Pezzolla, Narcisi, Baldassarri, Narcisi si appoggia per Cecconi, comodo il passaggio per Pezzolla, difesa sulla metà campo, quella proposta dalle calabresi, da Baldassarri, Narcisi,
Pezzolla, difende palla Pezzolla, il passaggio di ritorno non è un granché, poi Correia, recupera palla Baldassarri, buona opportunità per l'Atletico, Baldassarri, la palla per Pezzolla, la rifinitura di Baldassarri è così così, dopo aver strappato la palla, il numero 22 bianco-blu non ha fatto la scelta giusta. Foti per Correia, poi ancora Foti a ricevere, calcia Foti, facile per questo intervento per Cecconi. Naiara, forte Naiara, il bel taglio, Pezzolla, palla sporcata, viene controllata da Baldassarri, poi calcia Baldassarri in due tempi. Comodo anche l'intervento di Gabbio Selame. Foti a cercare De Sarro, passaggio impreciso e si torna da Cecconi. Narcisi per Pezzolla, Pezzolla difende il possesso dall'attacco di Correia, perde il possesso, riparte Correia, poi ragiona da Foti a Alves attaccata, buona palla di De Sarro, forse un po' forte e Annalisa Foti non riesce a controllarla. Dos Santos per Narcisi sul lungolinea, la palla è rimasta in campo, Baldassarri, Narcisi, ancora Baldassarri, il sinistro di Baldassarri! È il vantaggio dell'Atletico Foligno a 2-11. Jennifer Baldassarri ha liberato il sinistro e non ha lasciato scampo a Oselame. Fiammata dell'Atletico Foligno, il sinistro di Baldassarri già prima aveva avuto l'opportunità probabilmente di calciare, invece di passare questa volta ha calciato in porta e c'è il vantaggio delle padrone di casa. La reazione della Mezia, c'è il ritorno di Pezzolla su Foti, rimessa laterale davanti alla panchina dell'Atletico Foligno. Sulla palla Nani Alves, il movimento delle ragazze di Mardente, arriva la palla sul secondo palo, di testa De Sarro, non riesce a inquadrare lo specchio della porta, una buona opportunità questa per le calabresi e riparte l'Atletico Foligno con Naiara Dos Santos. Baldassarri, primo gol per lei in questa stagione, in questo che praticamente è uno spareggio per togliersi di dosso l'ultima posizione, due squadre appaiate a 3 punti. Alves riceve il buon passaggio di ritorno, arriva Dos Santos e mette la palla in fallo laterale. È proprio Alves che si appoggia su Foti, scusate, su Correia. De Sarro prova a servire qualcuno in profondità, la palla arriva facile per Cecconi. Narcisi, Baldassarri, Naiara Dos Santos, ancora Baldassarri, Narcisi, accenno di pressing delle calabresi, viene fuori molto bene Narcisi, la palla arriva a Pezzolla sul secondo palo, l'anticipo di Alves sull'irruzione di Naiara Dos Santos. Buona azione congegnata dall'Atletico Foligno, ma altrettanto buona è stata la chiusura di Nani Alves. Baldassarri calcia di sinistro, la palla viene respinta, viene murata e poi riparte Foti, fermata da Naiara, la palla arriva ancora a Foti, raddoppiata Foti, la rimessa laterale non va in rimessa laterale perché De Sarro prova a spingere l'azione. Narcisi,
I contromovimenti di Baldassarri, che adesso viene servita 1 contro 1 con Foti, ancora Baldassarri, fa venire fuori la palla, la tiene in campo, scambia con Naiara, ancora Baldassarri, ancora Naiara. Scambio prolungato tra le due, la palla sulla parallela per Pezzolla. Pezzolla serve Narcisi sulla sinistra. Narcisi calcia. Palla al lato. Buon avvio dell'Atletico Foligno, che oltre al gol ha creato un paio di buone opportunità. De Sarro, Foti si gira, Foti vince il contrasto con Naiara, si continua a giocare la puntata di Annalisa Foti e palla che si perde alta sopra la traversa. Primo cambio, esce Jennifer Baldassarri che sta decidendo l'incontro con la sua rete, entrata in campo Castagnoli. Da Naiara Dos Santos a Narcisi. Narcisi 1 contro 1 con De Sarro, si appoggia ancora con Naiara. Pezzolla, perde la palla Pezzolla, esce Cecconi ad anticipare Nani Alves. Controllo così di Pezzolla e Nani Alves si era lanciata. C'è stato l'anticipo quanto mai opportuno per le sue di Cecconi. Adesso la palla arriva a De Sarro con la suola. Foti, ancora De Sarro, attenzione, De Sarro torna indietro da Oselame alla lunga con il piede, troppo lunga, aveva provato addirittura con la testa Sara Correia. Palla un po' lunga per la sua deviazione. E ancora azione dell'Atletico Foligno quando se ne sono andati 5 minuti e 20 secondi di questo primo tempo. Gol di Baldassarri, adesso Narcisi viene fuori di forza, le finte di Narcisi e sola Pezzolla, la palla è lì, incredibile opportunità per l'Atletico Foligno, se l'è cavata in qualche modo la difesa di Mardente, ma gigantesca possibilità per l'Atletico Foligno dopo una grande azione tirata da Narcisi. Angolo, la palla su Narcisi si fa luce e poi mette la palla in mezzo, troppo indietro per Castagnoli, ben controllata da Nani Alves. Ecco qua i cambi di mister Mardente, ecco qua anche l'esordio nel nostro campionato per Gisela Martinez, neo acquisto della squadra calabrese. Entrata in campo anche Giovanna De Amaral. Eccola qua che scambiano le due, De Amaral e Martinez. Ancora la palla per Martinez. Foti, De Amaral, Martinez. Contrasto di Pezzolla, di Castagnoli, che poi sporca ancora il possesso della spagnola. Rimessa laterale però è per il Lamezia, con Gisela Martinez che chiede di potersi allacciare le scarpe, concesso, e si riprende a giocare. De Amaral, Martinez braccata da Pezzolla, gestisce il possesso e poi scucchiaia questa palla in avanti, palla troppo lunga per De Amaral. Naiara, la palla arriva anche a Narcisi prova a guadagnare metri, Naiara pressata da De Sarro, il pressing porta alla perdita del possesso. Campozelli per Battistone, Federica De Sarro, Do Amaral, ancora De Sarro, la palla arriva a Gisela Martinez 1 contro 1, le finte di Gisela Martinez, calcia Martinez, palla fuori dall'incrocio dei pali e palla per Cecconi. Castagnoli, Narcisi, ecco sulla palla Zelli, ancora Narcisi,
Pezzolla, Pezzolla, un controllo così, arriva Narcisi a metterci una pezza. Zelli a cercare ancora Pezzolla, la palla è un po' lunga nonostante gli sforzi della numero 77 delle padrone di casa. 7:21 se ne sono andati di questo primo tempo, sempre 1-0 per l'Atletico Foligno. Decide il gol di Baldassarri all'inizio del terzo minuto, 2 minuti e 11. De Sarro, il taglio molto interessante che trova un po' scordinata Martinez, che comunque fa un segno di approvazione alla sua compagna. In campo anche Magnini per l'Atletico Foligno. Zelli, Narcisi si appoggia ancora su Magnini. Magnini serve spalla alla porta Castagnoli. Il passaggio di ritorno di Castagnoli era molto buono. Adesso attenzione a questa ripartenza della Lamezia. Ne viene fuori Narcisi. Viene fermata per un attimo. Ancora Narcisi. Grande scivolata da parte di Federica De Sarro a fermare la progressione del capitano dell'Atletico Foligno. Intervento difensivo di grandi proporzioni questo della Bomber con 6 reti di mister Mardente. Da Zelli, Narcisi, Magnini ancora per Zelli prova a girarsi, attaccata da Foti. La rimessa laterale è per l'Atletico Foligno. Narcisi, Zelli se ne va a Foti, e poi Foti però ci mette il fisico e difende la rimessa dal fondo. Oselame si appoggia su Doamaral. Doamaral chiama lo schema, chiama qualcuno incontro, non viene nessuno e allora la palla viene data a Martinez che scambia ancora con Doamaral. La buona azione di Doamaral, palla a spalle alla porta per Zagar. La croata è appena entrata. Possesso atletico però. Zelli per Castagnoli. Castagnoli prova a girarsi. L'intervento di Martinez in fase difensiva a fermare l'azione della numero 16 dell'Atletico Foligno. Possesso atletico. Ancora la palla a Castagnoli. Castagnoli e Doamaral. E poi si gira Castagnoli improvvisamente sul destro. Nessun problema per Oselame. A riposare va anche Elisa Narcisi, è stata sostituita da Baldassarri. Martinez. Il tacco Foti, molto bello questo tacco di Foti per Doamaral, un po' lungo, non ci arriva Doamaral. Palla facile per Cecconi. Castagnoli, Baldassarri, Castagnoli, ancora Baldassarri. Palla lunga di Baldassarri, attenzione, la palla arriva ancora a Castagnoli. Castagnoli non riesce a coordinarsi e poi riparte Oselame. L'anticipo da parte di Baldassarri. Magnini difende il possesso, ancora Baldassarri, ragiona Baldassarri, si torna da Zelli. Castagnoli, Zelli, arriva a rimorchio, arriva Zelli che spacca l'incrocio dei pali. Sharon Zelli, grande conclusione a 9:50. Zelli servita da Castagnoli, centra l'incrocio dei pali. A Oselame battuta perché il tiro era veramente molto forte. Zagar perde palla il Lamezia. Adesso pressing a tutto campo chiamato da Gigi Mardente e possesso che torna alle calabresi in maglia bianco-verde. Doamaral serve per Foti. Foti si fa luce, calcia Foti. Tiro centrale, ma ci mette le mani Cecconi. Angolo per il Tietti.
sulla palla do Amaral, la palla arriva sul secondo palo, la respinge per un attimo Zelli, calcia ancora Foti di sinistro di prima, palla neutralizzata da Cecconi che concede ancora un angolo dall'altra parte. Sulla palla c'è sempre Giovanna do Amaral, Zacar, ancora do Amaral, l'anticipo da parte di Zelli, c'è un calcione assolutamente involontario di do Amaral, però viene sanzionato con il fallo. Punizione Atletico, palla da Zelli a Nayara dos Santos, rientrati in campo a posto di Magnini. Zelli, Nayara, Zelli cerca di chiudere il triangolo con Nayara, c'è stato il blocco irregolare da parte di Marika Zagar. Punizione Atletico Foligno, secondo fallo, 2 falli in 20 secondi, sono i primi 2 della partita, assolutamente corretta, nessun fischio richiesto dagli arbitri per la prima metà. Adesso c'è Nayara, la palla viene deviata e sarà rimessa laterale per l'Atletico Foligno con Zagar che era un attimo indecisa. Sulla palla Baldassarri, Baldassarri per Zelli, Zelli si fa luce, viene recuperata da Zagar che concede rimessa laterale sulla tre quarti offensiva per le padrone di casa, in vantaggio 1-0 quando se ne sono andati 11 minuti e 8 secondi. La palla arriva a Nayara, la suolatina di Nayara, l'anticipo da parte di Martinez, poi contrasto con una sua compagna, un po' di confusione, viene fuori molto bene Foti, presa per la maglia da Baldassarri, lasciano andare gli arbitri, la palla resta alla Lamezia, la palla arriva molto bene, è tutta sola sul secondo palo Gisela Martinez. Adesso vediamo se gli arbitri hanno concesso il vantaggio. Grandissima opportunità per Gisela Martinez sul secondo palo, un'azione convulsa, c'era stato fallo su Foti, vantaggio concesso, palla arrivata sul secondo palo e Gisela Martinez non è riuscita a coordinarsi. A un passo dall'1-1 il Royal TNT Lamezia. Narcisi, Nayara, ancora Narcisi, Nayara, il contromovimento di Baldassarri, Nayara a cercare Narcisi, palla imprecisa quella di Nayara e c'è il time out richiesto da mister Mardente quando se ne sono andati 11 minuti e 43 secondi di questo primo tempo. 1-0 Atletico, decide il gol di Baldassarri. Si rientra dal time out, 8 minuti e 17 da giocare in questo primo tempo. Questi pochi secondi ci danno modo di dare conto anche degli anticipi che si sono disputati ieri. 6-2 ha vinto la Lazio e 2-2 nel big match tra Pescara e Falconara.
da Correia. Alves, la palla arriva a Zagar, il possesso viene recuperato da Narcisi. Narcisi per Dos Santos, calcia Dos Santos, se la cava, poi il sinistro da parte di Pezzolla, doppio intervento notevole da parte di Oselame che ha evitato il 2-0. Adesso Pezzolla di forza recupera il possesso. Calcia di sinistro, la palla arriva a Narcisi, Narcisi in area, la palla viene messa in mezzo, carica ancora Pezzolla, Pezzolla tiene il possesso sulla bandierina dell'angolo che non c'è nel calcio a 5 però, e poi tira fuori il pallone, torna da Baldassarri, calcia a Baldassarri, il sinistro, contratto da Nani Alves. Dos Santos prova a calciare forte, palla respinta. Ancora manovra l'Atletico Foligno. Baldassarri, Pezzolla, si fa luce, poi ha la possibilità di servire sul lungolinea. Baldassarri, ottimo anticipo da parte di Nani Alves. Rimessa davanti alla panchina calabrese, se ne occupa Nayara Dos Santos. Pezzolla, Baldassarri difende il possesso, si gira sul piede debole, poi calcia col sinistro e Oselame in due tempi. Martinez, l'anticipo di Narcisi che poi si scontra con Nayara, e però questa azione, questa ripartenza di Correia non va a buon fine, perde palla il Royal Tietty Lamezia, mentre dolorante Narcisi che stava ripartendo e si è scontrata con Nayara Dos Santos. Narcisi, tutto ok per il capitano dell'Atletico Foligno. Narcisi va a servire Dos Santos, l'anticipo di Oselame che per evitare guai spazza via. Da Cecconi a Pezzolla. Narcisi, Pezzolla, Nayara a memoria sul lungolinea, ma questa azione non era stata seguita da nessuna compagna. E sulla palla c'è Correia, Nani Alves, Zagar, torna indietro ancora la squadra calabrese. Martinez, Correia per Zagar, anticipata da Pezzolla, la palla arriva però ancora alla Lamezia. Gisela Martinez se ne va di forza sulla destra e poi c'è la scivolata da parte di Nayara e il fallo da parte di Nayara al limite dell'area. Azione importante della spagnola in maglia bianco-verde che era andata a eludere una scivolata di Nayara Dos Santos e poi un'entrata in ritardo da parte della italo-brasiliana dell'Atletico Foligno. Sulla palla Nani Alves, in barriera c'è solo Baldassarri per Cecconi e 3 contro 3 al limite dell'area. Adesso vediamo lo schema. Alves, la palla arriva al limite, poi calcia il sinistro Zagar, se la cava l'Atletico Foligno. Nayara, Baldassarri, il suo sinistro su Narcisi. Narcisi prova a venire via, a servire con questo cucchiaio Nayara Dos Santos, impossibile da raggiungere la palla di Narcisi. (5:23 da giocare in questo primo tempo).
1-0 Atletico Foligno su Royal Tietty Lamezia. Alves trova in qualche modo Martinez, un po' di confusione a metà campo, viene fuori Zakar, Baldassarri contro Correia fa venire fuori questa bella palla interessante per Martinez e grande parata da parte di Cecconi. Quando se ne sta per andare il 15° minuto. E dall'altra parte l'angolo se ne occupa Sara Correia. Sara Correia si appoggia su Alves, calcia Alves, palla al lato. Esordio di giornata anche per Maria Giulia Ferroni nell'Atletico Foligno. Narcisi, Dos Santos, eccola qua Ferroni, Dos Santos a cercare proprio il taglio di Ferroni, palla troppo lunga tra le mani di Oselame, subito Oselame per Correia. Il taglio di Correia forse non era per colpo involontario adesso di Narcisi, che ci aveva messo il fisico. Ha avuto la peggio il capitano dell'Atletico Foligno, mentre è chiesto l'intervento del medico. Un colpo al naso, diremmo da qua, quello per Elisa Narcisi, costretta a uscire. Entra in campo Beatrice Castagnoli. Da Naiara a Ferroni, Pezzolla, Naiara, pressing a tutto campo, buona palla sulla parallela di Naiara per Ferroni, di prima per Castagnoli, c'è stato l'anticipo opportuno da parte di Correia. Nani Alves carica l'azione Correia, poi è costretto a tornare indietro, serve Nani Alves, la palla di prima per Zakar, imprecisa, la croata non può nulla. Adesso Castagnoli, spalle alla porta, Ferroni contro Martinez e poi la buona palla di Ferroni un po' larga per Castagnoli, che stava sbucando alle spalle della difesa calabrese. Riparte la Mezia da Nani Alves, ancora per Correia, ancora Alves, Foti, Correia, Zakar tra le linee a trovare Nani Alves, azione elaborata della Mezia e poi c'è l'anticipo di Ferroni su Foti. Mentre Ferroni viene curata, Zakar, la palla arriva sull'uscita di Cecconi e poi da posizione impossibile Nani Alves prova a trovare la porta, contrastata da Pezzolla, rimessa laterale per l'Atletico Foligno. Pronto il time out per Battistone. Foti, la scucchiaiata a cercare ancora Foti, arriva con tempestività Cecconi, poi con le mani Cecconi non riesce a controllare Ferroni. Zakar, Correia, fermata Correia da Ferroni, rimessa laterale a 2:47 dalla fine di questo primo tempo. Foti, spalla alla porta, Foti perde il contrasto, però si è trascinata la palla in rimessa laterale. Time out per Battistone quando mancano 2 minuti e 40 alla fine di questo primo tempo. Decide il gol di Jennifer Baldassarri.
Si rientra dal time out, 2 minuti e 40 secondi, mentre stiamo vedendo che Elisa Narcisi sta tenendo del ghiaccio sul setto nasale, però dovrebbe essere pronta a rientrare il capitano dell'Atletico Foligno. Ferroni, Zelli, Ferroni, Pezzolla, l'anticipo da parte di De Sarro. De Sarro difende la palla dall'attacco di Castagnoli, poi Zelli, il vantaggio non si è concretizzato e torna indietro per un attimo l'arbitro e c'è punizione per il Royal TT Lamezia. Una buona opportunità questo calcio da fermo sulla palla Federica De Sarro. Due in barriera per Adele Cecconi. Scala poi Castagnoli. Parte De Sarro. De Sarro è uno schema, l'appoggio ancora per De Sarro che liscia la palla, poi il recupero da parte di Foti che si rifugia da Oselame. Oselame calcia in avanti, ancora De Sarro, spalla alla porta, perde la palla sull'attacco di Castagnoli. Castagnoli serve da quest'altra parte Zelli, Zelli calcia e poi c'è la ripartenza da parte di Foti. Foti a tu per tu, il recupero da parte di Zelli. Poi difende la palla Zelli, forse c'è fallo di Zelli, non fischiano gli arbitri, poi Zelli perde la palla, calcia Foti, Cecconi, azione convulsa con Zelli che sembrava aver recuperato tutto, poi ha perso la palla, ha chiuso Cecconi. Attenzione, adesso riparte l'Atletico Foligno, 3 contro 3, Ferroni per Pezzolla, il recupero da parte di Nani Alves su Pezzolla. Manovra ancora il Lamezia sulla palla De Sarro, da De Sarro Alves gestisce il possesso Aliotta, capitano del Royal TT Lamezia, entrato in campo per questi ultimi 100 secondi. Eccola qua Aliotta con il suo numero 12, De Sarro che serve proprio Aliotta. Aliotta ancora per De Sarro, suola De Sarro, calcia in porta. Nessun problema per Cecconi. Cecconi adesso si appoggia su Narcisi. Narcisi, Zelli, Pezzolla, Narcisi, Pezzolla, Zelli, il contromovimento di Narcisi e poi Zelli prova a cercare il suo capitano con un passaggio assolutamente rivedibile. Esce Pezzolla e torna in campo Baldassarri. Nani Alves, Aliotta, Alves, la palla alta di Aliotta viene recuperata da Narcisi. Castagnoli difende il possesso, poi serve Narcisi, Narcisi se ne va e poi cerca la puntata di destro che si perde sull'esterno della rete. Oselame, Foti, De Sarro prova a cercare Foti, Narcisi si rifugia in rimessa laterale. Sulla palla ancora De Sarro, di prima Aliotta a cercare qualcuno in area, palla troppo lunga, facile per Cecconi. Cecconi lancia lungo sulla sirena, nessuna possibilità per Baldassarri. Le due squadre si vanno a riposare sul punteggio di Atletico Foligno 1, Royal TT Lamezia 0. Decide il gol di Baldassarri a 2:11. A risentirci per il secondo tempo.
Amici appassionati di futsal, bentornati al Palazzetto dello Sport Giuseppe Paternesi. Penultima giornata di andata. Sta per concludersi l'intervallo di questo Atletico Foligno Royalty e Lamezia. Squadre che sono andate a riposo sul punteggio di 1-0 per le Umbre. Ha deciso il gol di Jennifer Baldassarri dopo 2 minuti e 11. Sinistro da media distanza che ha fulminato Gabbio Selame. Oselame che si è resa protagonista di alcuni ottimi interventi che hanno tenuto a galla le sue. D'altronde, dall'altra parte, occasioni ne ha avute anche la squadra di Mardente, in particolar modo quella di Gisela Martinez all'altezza della metà del primo tempo. Diamo uno sguardo ai quintetti. È lo stesso di inizio partita per Battistone: Cecconi, Naiara Dos Santos, Narcisi, Baldassarri e Pezzolla. Dall'altra parte ci sono davanti a Oselame Correia, proprio Gisela Martinez, Federica De Sarro e Annalisa Foti. Pronti a partire. Si è atteso un attimo il ritorno in panchina di una delle ragazze calabresi e si riparte. La palla arriva a Pezzolla, Pezzolla si coordina, Pezzolla calcia Pezzolla, il ritorno da parte di Gisela Martinez, tiro respinto. Rimessa laterale per le bianco-blu, sulla palla Naiara Dos Santos, sulla tina per Pezzolla, dall'altra parte Narcisi, tornati in campo serenamente sembra, per cui il colpo al naso è stato solo molto doloroso, ma non ha avuto conseguenze per il capitano dell'Atletico Foligno. Adesso è proprio Narcisi che si appoggia su Cecconi, Cecconi guadagna un paio di metri e poi si appoggia su Baldassarri. Il sinistro di Baldassarri a cercare Pezzolla, Pezzolla si gira molto bene, poi scincischia per un attimo, non riesce a coordinarsi e subisce il ritorno delle ragazze biancoverdi. De Sarro attaccata da Narcisi, poi il passaggio di ritorno di Martinez che viene contratto da Pezzolla, da Martinez a Correia, Foti. Contromovimento di Martinez, viene servita invece Correia, Foti attaccata da Pezzolla, Correia, ancora Foti, servita bene, spalla alla porta Correia, raddoppiata Correia, solo una rimessa laterale per lei, è proprio la numero 5 che la batte, De Sarro, Martinez, passaggio di ritorno, attenzione questa ripartenza dell'Atletico Foligno, Baldassarri, le finte di Baldassarri che a questo punto dà respiro alla manovra e si ritorna da Cecconi. Cecconi avanza di qualche metro, Cecconi, ancora Cecconi, Baldassarri, Naiara, poi l'anticipo di Foti su Pezzolla. Naiara, Baldassarri, Narcisi, perde metri l'Atletico Foligno. Narcisi per Baldassarri, Baldassarri punta sulla sinistra, prova ad andarsene a De Sarro, ma si trascina la palla in rimessa laterale. Possesso di cui si occuperà Gisela Martinez. Foti, Correia. Il taglio di Correia per De Sarro è impreciso, non può controllare la numero 26 di Mardente. Rimessa laterale in zona difensiva dell'Atletico Foligno. Inizio di ripresa a ritmi abbastanza bassi rispetto a un primo tempo giocato invece a ritmi più alti. Baldassarri, Naiara di prima a cercare Narcisi, Narcisi attaccata da Martinez,
Buona palla di prima questa di Nayara su Narcisi. Ci ha messo il piede Martinez. Da Nayara. Narcisi. Ancora Nayara. Gestisce il possesso l'Atletico Foligno, ma perde metri. Attenzione a Baldassarri. Baldassarri e poi in una posizione pericolosissima Baldassarri mette la palla in fallo laterale. Correia. Martinez. Foti 1 contro 1 con Baldassarri. Foti fa uscire bene la palla. Il contrasto di Pezzollo con Martinez. Attenzione alla ripartenza dell'Atletico. Baldassarri perde una fase di gioco. Poi una gran palla di Baldassarri per Narcisi. Narcisi se ne va. Il contrasto di Narcisi. E poi Oselame in due occasioni. Poi arriva Dos Santos a spezzare la ripartenza di Martinez. Da Foti a De Sarro. De Sarro gestisce il possesso. Martinez. Correia. De Sarro. Buona palla di De Sarro per Foti. Foti si gira e poi si appoggia ancora su De Sarro. Ancora Foti. Attaccata da Baldassarri. Possesso è della Mezia, con proteste abbastanza evidenti da parte di Battistone. Rimessa per Annalisa Foti. Si appoggia su Oselame. Oselame avanza per un po'. Non è power play perché il numero 2, il portiere della Mezia, torna indietro. Perde metri. Il controllo di De Sarro è così. Perde palla la Mezia. Rimessa laterale Atletico Foligno. Da Nayara per Pezzolla. Narcisi. Baldassarri. Ancora Narcisi. Dos Santos. Pezzolla. Dos Santos. Accenno di pressing della Mezia. Tiene la palla in campo. No, non la tiene in campo Baldassarri. Rimessa laterale all'altezza della tre quarti per Royalty e La Mezia, quando se ne sono andati 4 minuti e 28 secondi di questo primo tempo. Sempre 1-0 Atletico Foligno. Foti in profondità, anticipata da Baldassarri. Correia gestisce il possesso Nayara e poi è costretta a spazzare via. Non si è capita con Narcisi. Nayara. E nuova opportunità per la squadra calabrese. Foti in profondità per De Sarro. De Sarro raddoppiata. Attenzione a Narcisi. Narcisi guadagna metri. Ancora Narcisi. La palla arriva a Baldassarri. Baldassarri, palla forte in mezzo e guadagna un calcio d'angolo. No, credevamo fosse uscita. In effetti l'arbitro era posizionato benissimo sulla linea, quindi sarà solo rimessa laterale per l'Atletico Foligno. La palla arriva ancora a Baldassarri. Baldassarri calcia e questa volta sì, è calcio d'angolo per le padrone di casa. Sulla palla Nayara Dos Santos che chiama lo schema. Arriva la palla a Baldassarri. Baldassarri forte e poi è costretta a tornare indietro sul tapin. E poi attenzione a De Sarro che va a pressare Cecconi. Cecconi affretta il passaggio. Il possesso è di nuovo per Royalty e La Mezia. Palla troppo lunga quella di Foti per Gisela Martinez, che era messa anche abbastanza male. Palla con il corpo tutto fuori. Dos Santos per Narcisi. Dos Santos, il taglio per Narcisi e se l'è cavata decisamente Foti. Attenzione, adesso ancora Foti, attaccata da Narcisi. Martinez. Correia. Martinez. Da respira la manovra Martinez. Foti. Ancora Martinez. Martinez è raddoppiata e subisce il fallo da parte di Nayara.
Cartellino giallo in mano al signor Landi, ammonita Nayara Dos Santos quando se ne sono andati 6 minuti di questo secondo tempo. Primo fallo fischiato dagli arbitri. De Sarro, attenzione, esce fuori Martinez sull'anticipo di Castagnoli e poi cerca di dare la palla, però sfera che arriva nelle mani di Cecconi. Riparte a tutta velocità l'Atletico Foligno. Pezzolla, Narcisi si appoggia su Zelli. Pezzolla, Zelli per Narcisi per Cecconi. Cecconi chiaramente con il piede, palla lunga di Cecconi, fanno a sportellate De Sarro e Castagnoli. Palla possesso Lamezia. Adesso c'è De Sarro che viene contrastata ancora da Castagnoli. Torna in campo Nani Alves a posto di Gisela Martinez per Gigi Mardente. E si riparte da Correia. Eccola qua Nani Alves. Correia in profondità per De Sarro. De Sarro si gira e calcia in un fazzoletto. Para Cecconi. Attenzione a questa ripartenza dell'Atletico Foligno. Ritornano molto bene le ragazze calabresi. Azione manovrata da Narcisi. Castagnoli ancora per Narcisi. L'anticipo da parte di Foti e sarà angolo per l'Atletico Foligno. E sulla palla è proprio il capitano bianco-blu, Elisa Narcisi. Zelli. Oselame chiude la porta. Opportunità per l'Atletico Foligno dopo l'angolo. Oselame ha chiuso la porta nel senso più stretto del termine. Eccola qua Gabbio Oselame a servire Foti. Manovra molto bene Lamezia, la palla arriva dall'altra parte proprio per Foti raddoppiata, viene fuori Narcisi, si appoggia su Pezzolla, tiene in campo la palla Pezzolla, sul lungolinea per Narcisi, contrastata da Correia, la rimessa laterale è per il Lamezia, proprio Sara Correia la batte. Adesso aumentano un po' i giri le due squadre, da Correia a Foti. De Sarro, Foti, De Sarro di prima ancora per Foti, gestisce il possesso per un attimo la squadra calabrese, poi verticalizzazione per Nani Alves, l'intervento di Castagnoli giudicato regolare, rimessa laterale per l'Atletico Foligno. Magnini, Narcisi, palla larga per Narcisi a trovare Zelli aspetta un rimorchio e poi con pazienza Magnini, ancora Zelli 1 contro 1 da quest'altra parte per Narcisi, di prima per Zelli calcia e guadagna un calcio d'angolo sul recupero da parte di Federica De Sarro. Dall'angolo Melina Magnini, ecco Magnini, Narcisi, calcia Narcisi, la palla non arriva sul secondo palo. Zelli, attenzione a questa ripartenza. Alves, il secondo controllo, è così. Non era facile questo controllo per Nani Alves che ha provato la ripartenza, poi Cincischia, Zelli viene fuori, perde la palla ancora. Magnini, palla che è stata ribattuta da Nani Alves che ha preso anche un colpo sul braccio. Azione confusa in cui l'Atletico Foligno ha veramente rischiato con questo disimpegno di Sharon Zelli. Magnini, eccola qua Zelli si appoggia su Cecconi guadagna metri,
Cecconi supera la metà campo e poi prova a servire Magnini. Poi c'è Oselame con le mani, si appoggia su Aliotta, il capitano guadagna metri e poi serve Zagar. Aliotta, capitano contro capitano, l'appoggio di Aliotta, il rimorchio da parte di Foti. Foti se ne va e poi c'è l'entrata scivolata da parte di Castagnoli, efficace. Se ne sta per andare la prima metà di questo secondo tempo. Sulla palla Foti. Foti per Aliotta, la finta, la palla arriva ancora a Foti. Foti libera al destro. Conclusione così così, questa è di Annalisa Foti. E si riparte da Cecconi. Zelli. Narcisi. Da respiro alla manovra, la palla Zelli. Di prima Magnini, attenzione Foti, Foti, le finte di Foti, il ritorno di Zelli. Gran recupero di Zelli questo qua su Foti. Attenzione, la ripartenza dell'Atletico Foligno, Castagnoli con un po' di pazienza, poi Magnini, la sporca Nani Alves, momento così così dell'incontro con molti errori, ma la posta in palio chiaramente altissima e la sta cercando di mettere in campo tutte le sue possibilità. Naiara, il taglio di Naiara intercettato da Foti. Foti temporeggia e poi cerca di servire, serve Nani Alves. Zagar, Aliotta con la punta a servire ancora Foti, ma ha perso campo il Lamezia. Zagar, Aliotta, palla recuperata da Naiara Dos Santos se ne va, ma si è trascinata la palla oltre la linea laterale. Uscita Castagnoli, è tornato in campo Pezzolla, mentre sta prendendo un po' di fiato anche il capitano Elisa Narcisi, mentre l'altro capitano adesso sta gestendo la palla. Eccola qua ancora Aliotta, di prima a cercare Zagar. Zagar per sportellate adesso tra Martinez e Pezzolla. Ancora Martinez contro Pezzolla. Martinez per Zagar, l'anticipo da parte di Naiara Dos Santos, rimessa laterale. Per le calabresi. Nani Alves, posizione da pivot Zagar, esce fuori Zagar, si appoggia comodo su Martinez. Aliotta, ancora Martinez. Zagar, la rimessa laterale è per la squadra di Mardente, all'altezza della metà campo. Alves, Aliotta attaccata. Si torna ancora da Aliotta, la palla viene sporcata da Baldassarri che poi va a contrastare anche Zagar. Ancora possesso Lamezia. Martinez a cercare una compagna, ma la palla viene recuperata dall'Atletico Foligno. Baldassarri serve Pezzolla, contrasto tra Pezzolla e Martinez, rimessa per la spagnola. Poi Aliotta a cercare Zagar, il colpo di testa di Naiara e poi Pezzolla calcia dai 10-11 metri. Palla deviata e sarà angolo per l'Atletico Foligno quando mancano 7 minuti e mezzo alla fine di questo incontro, che vede avanti le Umbre con il punteggio di 1-0. Sulla palla Magnini, ancora Magnini, fa uscire per Baldassarri ancora per Magnini, passaggio così così per Pezzolla, finge l'intervento Aliotta, la rimessa sarà per Oselame che si appoggia proprio su Aliotta. Nani Alves, posizione da pivot Zagar, contrastata bene da parte di Baldassarri, che comunque concede rimessa laterale all'altezza della metà campo.
Alves per Gisela Martinez, attaccata da Magnini, si appoggia su Alves. Zakar, attenzione, questa palla sporcata, arriva ancora dalle parti di Oselame. Il colpo di testa di Martinez, poi c'è Aliotta da quest'altra parte, il taglio in profondità, palla troppo lunga quella di Aliotta per Nani Alves, sarà rimessa laterale per l'Atletico Foligno quando mancano 6 minuti e 37 secondi alla fine. Baldassarri, Pezzolla di prima, Nayara Dos Santos a cercare Narcisi, passaggio impreciso, girandola di cambi per Mardente, adesso perde palla Narcisi sull'uscita di Oselame e qui c'è il rischio di un cartellino giallo per Oselame. Chiaramente non abbiamo capito bene se si tratta di calcio di rigore, crediamo di no, si è sembrato fuori area. Proteste del pubblico che avrebbero voluto il cartellino rosso per Oselame, però diciamo che l'entrata era fatta in modo non antisportivo, mentre Battistone ci vuole pensare su e vuole orchestrare uno schema su questo calcio di punizione. Nulla da eccepire su questo cartellino giallo per gli arbitri, perché diciamo, l'intervento era sulla palla e poi ha colpito anche Narcisi a tu per tu. Allora rientriamo dal time out quando mancano 6 minuti e 21 secondi. Rientriamo con un calcio di punizione per l'Atletico Foligno da posizione molto interessante. Sulla palla Maria Grazia Pezzolla. Parte Pezzolla, calcia in porta, Maria Grazia Pezzolla, è il raddoppio dell'Atletico Foligno, deviazione decisiva da parte della difesa del Royalty e Tilla Mezia. Fatto sta che la palla è terminata in rete e a 13:42 raddoppia l'Atletico Foligno. Subito vediamo Gabbia Oselame avanzatissima come portiere di movimento e si gioca il suo portiere dai piedi buoni Gigi Mardente per recuperare queste due reti. Eccola qua Oselame, Correia, Foti, scambiano ancora le due. Eccola qua Oselame che serve molto bene De Sarro, palla deviata, poi De Sarro prova di prima, Narcisi, la porta è vuota, Narcisi la spazza via. Zakar per questa
Foti, gran movimento da parte del Royalty e Lamezia per scombussolare un po' la difesa. Adesso la palla arriva a Oselame, Oselame perde la palla, attenzione, la porta è vuota. Pezzolla, calcia Pezzolla e carambola sulla schiena di Oselame che stava tornando in porta. Bravissima Gabi Oselame a mantenere la lucidità, a non tornare indietro con gli occhi dietro la schiena. Bravissima veramente, ha salvato la sua porta da un probabile 3-0. Adesso gestisce il possesso l'Atletico Foligno. Cecconi avanza, poi calcia, tiene la palla in campo Castagnoli. Adesso gestisce il possesso l'Atletico Foligno, in vantaggio di 2 reti la squadra di Battistone. Naiara sul lungolinea, le finte di Pezzolla, attenzione Pezzolla, tu per tu con Oselame, chiude ancora una volta la porta Oselame a 15:25. Pezzolla, Dos Santos, ancora Pezzolla a cercare Narcisi si batte con Foti e viene fuori. Narcisi, le finte di Narcisi. Pezzolla calcia, Oselame in 2 tempi. 4:12. Eccola qua Oselame di gran carriera che va a guadagnare la metà campo dell'Atletico Foligno. Attaccante aggiunto, quello a disposizione di Mardente. Correia, Foti, Correia, eccola qua Oselame che riceve sulla 3/4, gestisce il possesso, posizione da regista. Correia, De Sarro, ancora Correia, da quest'altra parte per Foti, ancora Correia. Oselame è sola, calcia Oselame, fuori dai pali. Gabi Oselame, Narcisi, Naiara a cercare Magnini sull'uscita di Oselame, la obbliga a spazzare in fallo laterale e guadagna metri e secondi la squadra di Battistone. Va a respirare Naiara. Narcisi tiene in campo la palla e guadagna la rimessa laterale. 3 minuti e 15. Cecconi guadagna metri, poi viene attaccata da De Sarro, prova a cercare sul lungolinea Magnini, palla persa dall'Atletico Foligno. Ancora Oselame avanzata, la palla arriva proprio a Oselame che mette questa palla di prima, troppo alto il sinistro di Oselame per De Sarro e sfuma un'altra opportunità per le calabresi. Baldassarri, attenzione Cecconi attaccata, adesso la palla arriva a Castagnoli, perde la palla De Sarro, taglio di De Sarro troppo forte per Foti. Sprecata questa opportunità, questa superiorità numerica da parte delle ragazze biancoverdi. Cecconi con le mani, lancio lungo di Cecconi, arriva la palla, il pallonetto da parte di Baldassarri e time out chiesto da Gigi Mardente per organizzare questi ultimi 2 minuti e 40 secondi con il portiere di movimento.
Si rientra dal time out e torna in campo anche Nayara Dos Santos. Perno difensivo di Battistone. 2:38 da giocare sulla palla Oselame, che appoggia a una sua compagna e poi va a guadagnare la metà campo avversaria. Passaggio però sbagliato. Attenzione, Nayara Dos Santos calcia in porta, lascia scorrere Oselame. Foti. Correia. Perde la palla, attenzione Castagnoli. Rasoterra viene intercettato da parte di Correia. Correia, eccola Oselame. Correia. Oselame. Ancora per Correia, sulla banda, guadagna metri adesso il Lamezia, ma passaggio lungolinea sbagliato di Foti per De Sarro. Narcisi, la porta è vuota ma la recupera Oselame. Pezzolla, perde il possesso Pezzolla, la tiene in campo Dani Alves. Correia. (1:29 da giocare). Correia in posizione di regista. Poi la palla arriva sulla banda. Correia servita da Oselame, non riesce a coordinarsi per il tiro. E poi Cecconi a cercare Narcisi, contrastata Narcisi da De Sarro, poi recupera la palla Narcisi. Narcisi adesso non ha fretta, torna indietro e poi riaccelera Narcisi. Narcisi a servire Pezzolla, riparte il Lamezia, ma forse aspetterà Oselame. Forza però la giocata Foti, il recupero di Pezzolla e poi questa palla dall'altra parte non si è accontentata dell'angolo Nani Alves e sarà nuovo possesso per l'Atletico Foligno quando mancano 50 secondi alla fine. Sulla palla Nayara, cercare Castagnoli. Castagnoli difende il possesso, anzi no, mette una palla molto intelligente in mezzo, però non ci sono più le gambe per poterci arrivare. Rimessa laterale, porta sguarnita con Oselame alla destra. Foti, Oselame chiede di accelerare. Correia, Foti, Correia, ancora Foti. De Sarro, De Sarro, si ritorna da Correia. Foti, 20 secondi alla fine, deve accelerare il Lamezia se vuole sperare. Poi viene murata Federica De Sarro da Nayara Dos Santos. Sulla palla è la stessa De Sarro. Oselame trovata in area, fa uscire la palla Oselame. Foti, 8 secondi, calcia Correia, doppio rimpallo e la rimessa laterale è per lei, Nani Alves. Foti, calcia Foti, palla alta, 2 secondi alla fine e possiamo dire che il match finisce qui, che Cecconi lo lancerà a lungo. Questo spareggio salvezza lo vince l'Atletico Foligno col punteggio di 2-0. Decide il gol di Baldassarri a inizio match e il tiro di Pezzolla deviato su punizione nel corso della ripresa. 2-0 Atletico Foligno e arrivederci per le prossime partite.